Una festa che affonda le proprie radici nel XV secolo e che fino al posizionamento della statua del Redentore sul Monte Ortobene ha rappresentato una delle grandi celebrazioni religiose di quello che all'epoca era un borgo di pastori e agricoltori. È la festa del Suserbadore, del Salvatore, che Nuoro ha celebrato ieri nel rione di Sant'Upredu. Un appuntamento molto sentito dai fedeli che alcuni anni fa è stato riportato in auge dall'Associazione del Coro Grazia dell'Edda. Per il calendario liturgico della Chiesa Cattolica il 6 agosto è la ricorrenza della festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, un episodio riportato dai Vangeli e in particolare da quello di Matteo. Gesù, alla presenza dei discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, venne improvvisamente avvolto da una luce abbagliante e con indosso vesti candide. Venne visto dai suoi seguaci dialogare con Mosè e il profeta Elia. Pietro, Giovanni e Giacomo udirono anche una voce che affermava che Gesù è figlio di Dio. Partendo da questo episodio delle Sacre Scritture, i nuoresi decisero di dedicare una chiesetta a Suserbadore, realizzandola nel rione di Sant'Upredu. Ieri, per ragioni logistiche, le celebrazioni liturgiche sono state ospitate nella chiesa di Nostra Signora del Rosario. Il solenne pontificale è stato celebrato dal vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, che ha concelebrato con Don Salvatore Floris e Don Alessandro Fadda, una funzione a cui hanno partecipato tanti devoti e animata dai canti intonati dal coro Grazia dell'Edda. Quindi le vie del rione sono state attraversate dalla processione col simulacro della statua del Suserbadore portata a spalla da uomini in costume tradizionale, un corteo religioso accompagnato dai canti del coro Grazia dell'Edda. Un momento di grande spiritualità con un ritorno al passato che rafforza il legame dei nuoresi con le proprie radici religiose e culturali, di cui la festa del Suserbadore è una delle testimonianze più vive.